Vittorio Veneto, 25enne di Colle Umberto in sella alla moto, si schianta contro un'auto, il Centauro sbalzato sul parabrezza e poi a terra, la corsa disperata in ospedale, muore poco dopo il ricovero. Piccolo aereo da turismo si schianta in fase di atterraggio vicino all'aeroporto di Asiago, 2 feriti gravi soccorsi poco dopo. A Creazzi, funerali della professoressa in pensione travolta e uccisa da una ruspa nella spiaggia di Cervia. Il messaggio delle figlie ci ha insegnato il valore della maternità. Mattinata di allerta a Santa Maria di Sala per la fuga di ammoniaca dall'impianto di raffreddamento della Bugincarni, evacuazione dell'aria in un raggio di 350 metri. Danni ingentissimi per il rogo che ha devastato il colorificio di Nervesa, provocando una nube nera e le fiamme spente stamattina, indagini sulle cause. In Vaticano l'udienza di Leone XIV con i movimenti per la pace, presenti anche l'israeliano e il palestinese che un anno fa a Verona abbracciarono Papa Francesco e testimoniarono la volontà di mettere fine al conflitto. Domani a Padova attese migliaia di persone per il Pride, dibattiti in piazza e poi il corteo, in prima fila le mamme arcobaleno dopo la vittoria per la sentenza della Consulta. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito, in primo piano la cronaca con il gravissimo incidente tra moto e un'auto attorno all'ora di pranzo nei pressi della zona industriale di Vittorio Veneto. Morto nel pomeriggio il 25enne alla guida della moto, troppo gravi le ferite riportate. Il giovane è sbalzato a 10 metri dal luogo dell'impatto. Stava percorrendo via Mattei in direzione Conegliano il 25enne che poco prima delle 12 ha impattato contro un'auto che usciva da via Meucci nell'area industriale di Vittorio Veneto. Uno scontro violentissimo che ha sbalzato il giovane Centauro a 10 metri dal luogo dell'incidente. L'elicottero arrivato da Belluno l'ha trasferito d'urgenza in gravissime condizioni all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove il 25enne nel pomeriggio è spirato. Troppo gravi le ferite riportate. L'arrivo tempestivo dei soccorsi nei primi minuti aveva fatto sperare che il 25enne potesse cavarsela, ma le sue condizioni si sono aggravate con il passare delle ore. Il giovane di Colle Umberto è l'ennesima vittima sulle strade della Marca. Indossava regolarmente il casco, appassionatissimo di moto, conosceva bene la sua KTM su cui era in sella, un destino legato alla sua passione che non gli ha lasciato scampo. Non è grave, non avrebbe riportato ferite significative invece il 69enne di Vittorio Veneto alla guida della Mitsubishi Pajero. Secondo le prime ricostruzioni, il violento impatto è avvenuto quando la vettura stava uscendo da via Meucci. Ancora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Disagi importanti sul traffico con pesanti rallentamenti lungo la direttrice che collega via Mattei alla zona industriale. Sicurezza stradale. Dopo la levata di scudi delle province contro i tagli decisi dal governo, agli enti locali è arrivata la convocazione per martedì da parte del ministro Salvini. La notizia positiva per l'Unione delle Province Italiane che chiederà al ministro il ripristino delle risorse. La comunicazione è arrivata questa mattina al Sant'Artemio nel corso degli Stati Generali per una mobilità sicura. Io credo che sia stato un provvedimento, definiamolo nefasto, però con piacere oggi posso annunciare che è arrivata questa mattina una convocazione del Ministro Salvini che ha convocato sia il Presidente di UPI e quindi sottoscritto che il Presidente di ANCI ad un confronto già per la prossima settimana, per martedì della prossima settimana. Dietro fronte del Ministro Salvini sui tagli del 70% alle province previsti dalla legge di bilancio e dal milleproroghe, fondi destinati alla sicurezza stradale. Dopo la levata di scudi dell'Unione delle Province Italiane è arrivata la convocazione a Roma per un incontro martedì. Credo che sarà un confronto sereno, leale, ma nel quale ribadiremo la necessità di ridarci queste risorse. Il compito nostro è fare in modo che quelle strade siano sicure, che non ci siano buche pericolose, che non ci siano muretti pericolosi, che ci siano guardrail idonei. E per fare questo dobbiamo avere quelle risorse necessarie che una volta le province avevano e che altre province, penso ad esempio quelle vicino a noi, tipo Trento, Bolzano, oggi già mettono a disposizione e che le altre province d'Italia non hanno. Tagli che per la provincia di Treviso nel biennio 2025-2026 significano 4 milioni e mezzo di euro in meno su un budget di 6 milioni e 400 mila euro, praticamente la pietra tombale sulla maggior parte degli interventi in tema di viabilità e sicurezza. L'auspicio è che nell'incontro di martedì si arrivi al ripristino dei fondi. È positivo che
il Ministro ci abbia convocato martedì da una ricognizione che abbiamo fatto in provincia di Treviso, è il 100% l'importo delle risorse impegnate e l'83% è quello speso, e quindi significa che noi siamo capaci di calare a terra le risorse che vengono messe a disposizione. Evidentemente c'è stato qualche misunderstanding in termini di rendicontazioni, perché i numeri ci dicono che i soldi che vengono dati alle province vengono spesi. Ed ora andiamo ad Asiago, un biposto è precipitato a poca distanza dall'aeroporto, feriti pilota e passeggero, uno è grave. È di 2 feriti, di cui uno grave, il bilancio dell'incidente aereo avvenuto a poca distanza dall'aeroporto di Asiago. I 2, turisti tedeschi di 61 e 73 anni, partiti da Düsseldorf in Germania, stavano sorvolando i cieli dell'altopiano a bordo di un Cessna biposto, quando il pilota ha avvertito che qualcosa non andava. Ha tentato di atterrare, ma poco prima di toccare terra la situazione è peggiorata, tanto che ha provato a recuperare quota. L'aereo a questo punto è andato in stallo, inutile ogni tentativo di manovra. Il velivolo è precipitato su un prato al di fuori dell'area aeroportuale e i 2 occupanti sono rimasti incastrati nell'abitacolo. Sul posto i vigili del fuoco di Asiago, i carabinieri della locale stazione, l'elisoccorso da Treviso e l'ambulanza dall'ospedale altopianese. I pompieri hanno lavorato a lungo per riuscire a estrarli dalle lamiere. Ad avere la peggio il più giovane dei 2, egli trasportato in codice rosso a Vicenza e ricoverato in terapia intensiva. Al San Bortolo è arrivato in ambulanza anche l'amico in condizioni meno serie, seppur avendo riportato diversi traumi. Sono in corso le indagini per capire le cause dell'incidente. A Creazio il funerale di Elisa Spadavecchia, la donna uccisa da una ruspa sulla spiaggia di Cervia, la chiesa gremita di cittadini per l'ultimo saluto. Il parroco per Elisa fare del bene agli altri era la sua missione. Con un minuto di silenzio la piazza di Creazio ha accolto l'arrivo della salma di Elisa Spadavecchia, l'ex docente del liceo Quadri, travolta e uccisa da una ruspa sulla spiaggia a Pinarella di Cervia. Le serrande dei negozi abbassate, le bandiere a mezz'asta dal mattino e tanta la commozione palpabile. Ad accogliere la bara ricoperta da rose rosse il marito Giovanni Sfregola, ufficiale dei carabinieri in congedo, ex comandante provinciale, con la figlia Adriana. Daniela, l'altra figlia invece, neomamma trasferita a Londra, non è potuta arrivare, ma ha voluto far giungere un commovente messaggio. Come mi hai spesso detto, i figli vengono prima di qualunque altra cosa. Mammuzza, grazie di tutto l'amore che ci hai dato e dei sacrifici che hai fatto per noi. Non avrei potuto avere un esempio migliore del tipo di madre che voglio essere per mio figlio. Con amore, tua figlia Daniela. La comunità ha accolto con un caloroso abbraccio ideale Elisa, l'ex professoressa in pensione di 66 anni che, originaria di Molfetta, risiedeva da anni nel Vicentino e si prodigava verso gli altri. La donna infatti con tanta generosità si era inserita in numerose associazioni di volontariato, come ha ricordato il parroco Don Francesco Frigo nella sua omelia. Per Elisa il fare del bene agli altri è stata la sua missione. La sua fede è vissuta non qui in chiesa, ma nel paese, nell'ambiente scolastico, nella piscina, nella palestra, dove si trovava. In tanti hanno voluto ricordare pubblicamente la grande generosità e gentilezza di Elisa, le amiche di Lecce e i colleghi insegnanti. Ciao amica, mamma, moglie, nonna speciale, un giorno ci ritroveremo. Grazie ancora per quanto ci hai dato e hai dato ai nostri ragazzi e ragazze del liceo Quadri. Presente anche una delegazione del comune di Cervia, il prefetto di Vicenza e il comandante provinciale dei carabinieri, tanti colleghi del marito Giovanni che hanno voluto essere vicini oggi. La vicinanza e dell'affetto e della solidarietà che mi è stata manifestata, di questo non avendo possibilità di conoscere tutti quanti, voglio ringraziare pubblicamente perché per me è stato un motivo di conforto e per sentirmi meno solo. Grazie. Tante le voci di amici, colleghi, allievi ed autorità per il funerale di Elisa Spadavecchia, la testimonianza dell'assessore al demanio di Cervia Michela Brunelli.
Cervia ha una ferita grande da adesso in poi da portare sempre con sé. È successa una tragedia inimmaginabile sulla nostra terra, che è una terra di accoglienza, una terra che le persone scelgono per stare bene, e invece lì Elisa e la sua famiglia hanno trovato una tragedia. Io ringrazio la sindaca, soprattutto la famiglia di Elisa, che ci ha concesso di partecipare a questo momento di saluto. Per noi era importante portare la nostra testimonianza, la nostra vicinanza, e devo dire che noi Elisa non la conoscevamo e oggi abbiamo iniziato ad amarla attraverso le parole, le lacrime e gli abbracci che abbiamo visto qua. Ho perso un'amica speciale, guardi, carissima, che frequentavamo, abbiamo avuto il piacere di conoscerla, di frequentarla, e adesso ci manca, che è una fine così tragica. Che persona era? Bellissima. Non ci sono proprio parole per quello che è successo, siamo devastati perché era una persona bellissima e mia madre faceva anche un'attività di volontariato con lei, era una persona davvero buona, gentile. La partecipazione è stata immensa, una donna eccezionale, una famiglia meravigliosa. Le parole che hanno detto un po' tutti hanno toccato il cuore, e io ho portato il saluto di tutta la comunità e dei 3 comuni Terre del Retrone. Ecco, basta guardarsi intorno per vedere l'affetto, la stima e l'amore che i cittadini hanno verso la nostra cara professoressa Elisa. Tragedia sfiorata a Terranova di Correzzola, dove i carabinieri hanno salvato un 53enne di Pontelongo che si era allontanato da casa annunciando l'intenzione di togliersi la vita. I militari di Codevigo e Legnaro hanno individuato l'uomo immerso nel bacchiglione fino al collo, aggrappato ad un albero. La loro reazione è stata immediata, hanno formato una catena umana con le proprie cinture, hanno costruito una sorta di imbragatura con la quale hanno assicurato l'uomo, riuscendo a trascinarlo a riva sotto shock. Il 53enne è stato trasportato all'ospedale di Piove di Sacco. Tra le 350 e le 400 persone sono state evacuate dalla zona industriale di Santa Maria di Sala per una fuga di ammoniaca da un'azienda che lavora carne. Sono stati momenti di paura e di tensione, ma l'allarme iniziato poco prima delle 7 di mattina è rientrato nel pomeriggio. Abbiamo svuotato quasi 350-400 persone che erano addette qui all'interno della nostra fitta e copiosa area industriale. Adesso l'allarme sta rientrando, il raggio di attenzionamento è richiuso a 50 metri dalla Bugincarni, quindi alcuni dipendenti, alcune aziende stanno già riaprendo. Attorno alle 13 la situazione della zona industriale di Santa Maria di Sala sta tornando lentamente alla normalità e il sindaco Alessandro Arpi, eletto da meno di una settimana, può tirare un sospiro di sollievo. Ma fino a qualche ora prima l'atmosfera era tutt'altro che tranquilla. L'allarme scatta alle 7:15, un forte odore di ammoniaca si diffonde per via delle industrie. La fuoriuscita arriva dall'impianto di refrigerazione di un'azienda che lavora carne. Abbiamo contingentato l'area di 350 metri di raggio intorno all'azienda, che sostanzialmente coinvolge le aziende del territorio salese, quindi l'area industriale. Abbiamo chiuso il traffico via delle industrie e comunque contestualmente anche avvisato i cittadini di via Stradona che sono prospicienti alla zona industriale di rimanere chiusi in casa con le serrande chiuse. L'area si riempie di vigili del fuoco che, assieme ai tecnici della manutenzione dell'impianto e al nucleo NBCR, nucleare biologico chimico radiologico, hanno chiuso le valvole dell'impianto e messo in sicurezza la struttura. Il raggio della zona attorno alla Bugincarni, presidiata da carabinieri e polizia locale con l'ausilio della protezione civile, si riduce da 350 a 50 metri. Devo dire che comunque la rete di collaborazione con le forze dell'ordine, i nostri vigili del fuoco, la protezione civile, la polizia locale ha gestito al meglio l'emergenza e devo dire grazie, perché è stata una prima prova importante che ci ha dato anche l'opportunità di rispolverare i contatti, aggiornare anche gli enti preposti con i riferimenti della nuova amministrazione e quindi anche del sottoscritto. Ed ora l'incendio devastante che ha distrutto il magazzino del colorificio Vipa Nervesa della Battaglia, ingenti danni, l'aria inagibile e la paura dei residenti.
Un fumo nero, denso, le fiamme altissime ed i boati delle esplosioni dei fusti hanno lavorato tutta la notte i vigili del fuoco per domare il violento incendio che ha distrutto il magazzino del colorificio VIP in via del Lavoro, zona industriale DUS. Ora le indagini per capire cosa abbia provocato il rogo. L'area è andata completamente distrutta, sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco. La nostra opera prima è stato quello di constatare che nessuna persona era direttamente coinvolta, pertanto come seconda cosa abbiamo provveduto a tutela dei beni e anche, perché no, dell'ambiente, nel senso che la nostra opera ha avuto come obiettivo quello di limitare la propagazione dell'incendio e fortunatamente siamo riusciti a limitarlo nel giro di 3 ore al solo ambito del magazzino, quindi l'ambito dell'attività produttiva non è stato pressoché intaccato. Per tutta la notte i vigili del fuoco hanno presidiato l'azienda. Nell'aria ancora l'odore acre del fumo. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del SUEM 118 e i tecnici dell'ARPAF che stanno effettuando numerosi rilievi sia nella zona che nelle località limitrofe. A titolo preventivo abbiamo preferito far sì che i ragazzini delle scuole non uscissero durante la ricreazione. Questo solo per oggi. L'ARPAV è qui anche adesso sul territorio e sta facendo ulteriori indagini. Ci ha rassicurato che la situazione insomma è tranquilla. Un'azienda storica del territorio, i titolari sono provati, l'attività bloccata. Le fiamme hanno interessato un'area di circa 800.000 metri quadrati e dove parzialmente sono stati interessati l'area produttiva, mentre invece per quanto riguarda l'area magazzino è andata completamente distrutta nel senso sia le attrezzature che si trovavano qui all'interno sia anche le strutture portanti dell'edificio. All'interno del magazzino anche 2 mezzi, nulla viene escluso, nemmeno che il rogo possa essere partito proprio da lì. È un'ipotesi che non può essere esclusa, dal punto di vista probabilistico gli incendi di auto fanno statistiche e quindi anche la presenza di 2 autovetture all'interno del magazzino cioè sono sicuramente un elemento da tenere in considerazione. I danni sono ingentissimi, l'area dovrà essere bonificata e la struttura è pericolante, all'interno non è rimasto più nulla, tutto è andato bruciato. Siamo alla politica, elezioni regionali, nuova ipotesi in campo, ovvero sostituire il simbolo della Lega Salvini Premier con la dicitura Lega Zaia. Non ne so nulla, decideranno Stefani e Salvini, dice Luca Zaia, che sembra però confermare l'intenzione di presentare una lista civica con il suo nome. Sono tutte cose, supposizioni che leggo dai giornali e quindi rispetto alla stanza dei bottoni direi assolutamente sono delle novità, perché noi di riunioni non abbiamo mai fatte, dopodiché abbiamo un segretario regionale che è il segretario Stefani e uno nazionale che è Salvini e vedremo di capire quali saranno le decisioni. Intanto dobbiamo capire quando si andrà a votare, perché a questo punto dobbiamo innanzitutto concentrarci sulla data del voto e capire quando e dopo immagino che si decideranno a caduta tutte le altre cose. Ogni strada sembra politicamente aperta, oggi più che mai. Luca Zaia risponde sornione a chi gli chiede se davvero c'è allo studio una lista Lega Zaia con il nome Zaia a sostituire almeno in Veneto la dicitura Salvini Premier. Sarebbe questa una delle mosse sul tavolo in vista delle regionali d'autunno? Qualcuno starebbe lavorando pure al simbolo. La Lega è una sola e dopodiché è ovvio che ci può essere una lista civica, ma quella fa parte di tutte le campagne che abbiamo fatto. Io in particolar modo ho sempre avuto una lista civica d'appoggio. Insomma, nel ribadire un concetto solo all'apparenza scontato, il Presidente dà comunque una notizia, quella che una lista civica con il suo nome è quasi inevitabile, eventualità che gli alleati di Fratelli d'Italia vedrebbero come fumo negli occhi perché destinata a convogliare troppi voti dai partiti ufficiali, lucida l'analisi di Dimitri Coin, segretario della Lega Trevigiana. Questo sarebbe il percorso ideale al quale tutti i leghisti in Veneto sono pronti. Vorrebbe dire interrompere un'alleanza in Veneto con il centrodestra e queste scelte comunque devono essere fatte dalla segreteria regionale, dalla segreteria
segreteria federale. Sullo sfondo la partita del terzo mandato, con le aperture arrivate anche da esponenti di Fratelli d'Italia, l'ultimo Ignazio La Russa al Salone Nautico. Troveremo una soluzione giuridica, detto il colonnello Meloniano e seconda carica dello Stato, senza però circostanziare cosa e come. Vedo che di aperture ne abbiamo molte, ringrazio, però è anche vero che ad oggi noi abbiamo questa convocazione delle elezioni. Dopo, se accadrà qualcos'altro non glielo so dire perché non dipende da me. È bene ricordare che il Presidente della Regione in questa fase si dedica a fare in modo che tutte le partite che abbiamo aperte siano partite che portiamo avanti. Papa Leone XIV ringrazia i movimenti per la pace che l'anno scorso a Verona avevano promosso l'incontro Arena di Pace con Papa Francesco. Non possiamo dimenticare l'abbraccio coraggioso fra l'israeliano Mozzi Nonna, al quale sono stati uccisi i genitori da Hamas, e il palestinese Aziz Sara, al quale l'esercito israeliano ha ucciso il fratello e che ora sono amici e collaboratori. Quel gesto rimane come testimonianza e segno di speranza e li ringraziamo di aver voluto essere presenti anche oggi, ha detto il pontefice nell'udienza ai movimenti per la pace. Domani a Padova attese migliaia di persone per il Pride, dibattiti in piazza e poi il corteo. Anche quest'anno sarà Piazza De Gasperi il cuore della manifestazione del Padova Pride, un lungo pomeriggio di dibattito sui diritti civili e di festa che culminerà con il corteo. Dalle 14 sul palco gli interventi delle associazioni e dei politici, poi alle 16 la manifestazione attraverserà le strade del centro. Lo slogan di quest'anno è "Il Pride ridisegna la città", riprendendola dal tram che ridisegna la città, perché noi vogliamo davvero ridisegnare la città, vogliamo una città a misura di qualsiasi persona, vogliamo una città che sia accogliente, una città con degli spazi sociali, senza zone rosse, senza discriminazione, una città in cui chiunque abbia la possibilità di attraversarla. In prima fila sfileranno le mamme arcobaleno che proprio la scorsa settimana hanno ottenuto dalla Corte Costituzionale il riconoscimento dell'iscrizione all'anagrafe del doppio cognome anche della mamma intenzionale per i loro figli e le loro figlie. Le identità sono tantissime e meritano di trovare uno spazio pubblico che consenta di potersi esprimere. Dal 2018 le battaglie che ci caratterizzano sono aumentate in parte e in parte sono le stesse. Questo ci dice due cose. Da un lato che diventiamo sempre più persone consapevoli di noi stessi, dall'altro lato che la situazione non cambia, per cui c'è bisogno di scendere in piazza sempre di più e sempre più spesso. Ed è davvero tutto, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.